Parliamo adesso del vetro muranese, simbolo di artigianato di eccellenza, di una tradizione secolare, ma che soffre la concorrenza di prodotti contraffatti, il calo dei mastri vetrai. Allora facciamo il punto della situazione anche con sindacati, il consorzio di promozione. Vediamo i servizi di Maura Bertanzoni. Il tuo sogno? Magari un giorno iniziare a lavorare aprire magari uno studio per lavorare con tecniche del vetro. Il sogno di Vittorio e dei piccoli maestri vetrai di domani comincia qui, all'Istituto Abate Zanetti di Murano. 5 anni di molto studio e ancora più pratica per il primo istituto tecnico superiore di design e comunicazione. Si esce con in tasca un diploma di maturità e nelle mani un sapere distillato nei secoli. In prima ci sono 8 ragazzi, tutti da Venezia e dintorni, la più lontana da Padova. Già raddoppiate le prescrizioni per il prossimo anno. Sapere e saper fare, i primi passi sono nel laboratorio di tecnica del lume. I ragazzi hanno prima in aula studiato il vetro, la materia vetrosa dal punto di vista chimico-fisico, e adesso cercano con degli step di arrivare a gestire la massa vetrosa che è in movimento. Quando sono venuto all'Open guardando i maestri vetrai che lavoravano, mi è piaciuta molto quest'arte e ho deciso di venire in questa scuola per imparare a lavorare il vetro. Piccoli passi per vedere poi svelati dai maestri vetrai i segreti della soffiatura. Lì in fornace, dove il vetro si fa docile nel tocco veloce di mani sapienti, il mastro vetraio di domani deve conoscere molto di più dei segreti del vetro. Noi diciamo sempre in questa scuola si impara a disegnarlo il vetro, ma si impara poi anche a lavorarlo e soprattutto si impara a venderlo. Quindi questi ragazzi hanno una forma mentis già predisposta all'impresa del vetro, che è quella che serve a quest'isola. Di vetrai veri ne sono rimasti pochissimi e quelli che ci sono a un'età abbastanza elevata. Si viaggia per stime, ma i numeri non confortano e dicono quanto la tradizione del vetro muranese sia oggi tanto delicata quanto a rischio. Dai 2000 di ieri ai 300 lavoratori di oggi, dice la CGIL, da 5.000 a 1.400 addetti dagli anni 60 ad ora, stima un recente studio di Confartigianato con il consorzio Promo Vetro. In ogni caso resta l'immagine di una Murano che si spopola, le cause ormai croniche, radicate in una globalizzazione dove si fa presto a spacciare per autentico ciò che non è. Si soffre molto la concorrenza sleale, nel senso che nel centro storico di Venezia l'80% dei prodotti non proviene dall'isola di Murano. Le aziende che stanno producendo producono manufatti di alta specificità e costo. La fascia media, che negli anni passati era quella che più o meno sosteneva tutta l'economia, oggi non c'è più. Non c'è, e quel che c'è si tutela, ma con fatica, con il marchio istituito con legge regionale e gestito da Promovetro. La formazione dei giovani resta importantissima anche per il ricambio generazionale, ma c'è bisogno di un passo in più. Dobbiamo essere ottimisti e noi ci auguriamo che in qualche maniera ci possa essere un cambio di marcia, che il mercato si riprenda. Le aziende si danno moltissimo da fare da questo punto di vista. Però probabilmente c'è bisogno anche di una mano dall'istituzione. E adesso